qualche contestazione, insomma si è visto anche un po' di rabbia di piccoli risparmiatori. Ma questa è una banca popolare e cooperativa, no? E quindi ancora per poco. Ancora per poco, ma è chiaro che qui c'è la comunità, c'è la società, ci sono le domande profonde e vi assicuro che il disagio che decisioni di questo tipo, no, portano anche nella vita familiare, nei risparmi e così via, è un qualcosa che è totalmente vissuto dal Consiglio di amministrazione. Quindi oggi si è manifestato in tutta la sua totale assenza dei politici, no? Oggi. Zaia non c'era. No, ma perché appunto questa è stata una riunione dei soci, no? in senso proprio, no? dei soci veri. E avete visto anche la dialettica tra i soci risparmiatori, i soci imprese, i soci investitori. C'è uno spaccato di società italiana. Questa è una domanda che dovete porre a loro, cioè qui davvero io ho vissuto molto la banca come espressione di società letta dal punto di vista dei risparmi, della finanza e così via. I soci, soprattutto i piccoli, dicono che si sentono discriminati, ci sono soci di serie A e di serie B. No, questo non è vero, perché noi sentiamo molto un ruolo di rappresentanza, siamo stati eletti per farci carico della totalità dei soci, dei territori, delle storie, poi ci sono i soci storici e i soci recenti, questa è un'articolazione che sentiamo pienamente nostra responsabilità. Certo che ci attendono momenti importanti, da questo punto di vista occasioni come queste ci fanno anche davvero vivere la territorialità nel senso profondo. Ancora tanti soci, Presidente, che lamentano di non riuscire a vendere, questo è il tema, un tema ricorrente. Questa è un'evidenza di cui siamo ben consapevoli, no? Cioè oggi, a differenza di 2 anni fa, no? C'è più domanda di vendita che non di acquisto, secondo il Fondo Azioni Proprie che non agisce più da volano. Quanto illustrato dal direttore dei 3 livelli è esattamente quello su cui stiamo lavorando. Questo è un problema su cui vorremmo investire nei prossimi mesi, in attesa poi di vedere cosa potrà davvero succedere con l'assetto istituzionale nuovo. Quindi siamo su un percorso. Questo è il problema che sentiamo in diretta da molti soci. Io ricevo ogni settimana molte lettere alle quali voglio rispondere una a una proprio per mostrare anche che la banca è vicina a queste problematiche. Adesso c'è questo piano industriale che avete presentato a settembre, mi pare di capire, ottobre vi date appuntamento per vedere come sta partito, anche per il discorso dell'SPA, per capire quale dei 4 punti deciderete di battere. Qui gli advisor facciano il loro lavoro, quando arrivano a configurare scenari anche numerici, cominceremo a entrare nel vivo, vediamo se andiamo ad SPA, no, e poi qualcos'altro, oppure se insieme, ma questo è tutto degli scenari che stanno venendo avanti. Siamo aperti, l'importante è stare in partita. I soci stamattina hanno detto che 2 debolezze non fanno una forza e si riferivano a Vicenza, è d'accordo? Cosa ne pensa? Ma questa è una battuta che ormai ha fatto il suo tempo. Io non voglio esprimermi perché è una delle 4 opzioni rispetto alle quali gli advisor stanno parlando tra di loro. Quando capiremo di che cosa stiamo parlando, allora poi formuleremo. L'anno scorso era venuto un forte triplo no a Vicenza, si era detto non conviene ai soci, non conviene ai clienti, non conviene agli affidati. Quest'anno non ho sentito un forte no. Ma perché lo scenario è quello che ho appena illustrato, qui sta cambiando il mondo, no? E quindi essere anche capaci di leggere i cambiamenti al contorno fa parte L'anno scorso era l'inizio di questi cambiamenti, però non è che fosse uno scenario molto diverso. No, poi quando lo si è davvero vissuto, no, nell'estate con l'AQR, con queste nuove modalità di vigilanza europea, con questa spinta verso i mercati finanziari, la stiamo vivendo in diretta in pieno. Quindi è proprio lo scenario che è cambiato, è il quadro che è cambiato. I vostri clienti, i vostri soci sono sempre quelli? Sì, i territori sono questi, ma dobbiamo metterli nella condizione di essere autorevoli nella dimensione europea oggi, no? Non è più come un anno fa. C'è chi dice che un'integrazione con Vicenza porterebbe più esuberi e meno soldi sul territorio, perché si vanno a pestare i piedi in 2 banche che sono molto vicine.
l'ha detto così qualche giorno fa. Sì, ma appunto, ma sono anche i ragionamenti che facevamo un anno fa, ma finché non li vedo certificati dagli advisor nei loro incontri analitici, non mi voglio. Tenga conto poi che dal punto di vista di, sì, certo, lo si vede dal punto di vista dei dipendenti e dal punto di vista dei clienti, ma i clienti però sempre di più sarà un problema di rating, cioè sempre di più il prestito relazionale tipico della storia pregressa, no, delle cooperative lascerà il passo a ragionamenti transazionali molto basati anche su analisi quantitative. Quindi poi anche sugli esuberi del personale i sindacati sono in moto da tempo, no, a ragionare su queste cose, però finché non ho i numeri fermi, ragionamenti sono così affrettati, sbrigativi, no? Sono più da slogan che non da ragionamenti. Entro l'estate, Presidente, questi numeri. Il direttore ha detto ci rivediamo dopo le ferie. Appunto, qui vediamo, se prima l'estate, senz'altro entro fine anno. Questo è un obiettivo che è abbastanza lucidamente individuabile. Avete una tempistica per i risultati dell'advisor? Che intanto lavorino, no? E certo li siamo lì a fare pressing, però anche quelli sono arti di contrattazione, di relazione, no? E che quella è un'arte contrattuale alla quale non bisogna porre il tempo come... Vicenza c'è già un'apertura da parte di Vicenza, per cui lì forse è più semplice il lavoro dell'advisor, lì non avete nessun tipo di input. Adesso vedremo. Che lavorino e poi valutiamo. Presidente, molti interventi vi chiedevano una maggior resistenza rispetto a Banca d'Italia, alla BCE, lei ha detto non ci sentiamo commissariati. No, ma su questo bisogna saper leggere i cambiamenti al contorno, saperli interpretare, saperli mettere in una prospettiva anche storica. Certo, l'ho anche detto in chiaro, la nuova vigilanza europea, i nuovi approcci normativi, i nuovi approcci quantitativi configurano delle novità radicali per molte banche italiane. Si tratta da un lato di imparare a conviverci e dall'altro anche ad anticiparli e a ispirarli se possibile. Certo che la politica italiana non pare essere particolarmente concentrata su questo tema, no? Del sistema bancario come infrastruttura del paese, e questo lascia le banche un po' per conto loro. Presidente, scusi, e invece sul discorso dell'aumento di capitale c'è già un'idea eventualmente della cifra e dove attingere? Quale aumento di capitale? Detto che se siete da soli, sembra molto probabile un aumento di capitale. Questo vediamo che cosa fa la Banca Centrale Europea, perché è generale questa impressione che chiederanno aumenti di patrimonializzazione di ordini di grandezza, quando e come è a venire. Il Consiglio ha già deleghe per questo? No, non mi pare, no, direi di no. Avete accennato a uno spin-off immobiliare, si spiega cosa... No, è una cosa troppo tecnica, adesso se lo traduca lei è bravo. Io sono sfinito e quindi mi lasciate, no? Lo ha citato C'era il... una questione sui crediti, non ho capito se ai consiglieri 157, 10 più qua, era... La famosa cifra dei crediti. Ce la spiega un po' di più. No, lì è che 157.1 ha attivato l'audit interno, abbiamo verificato, però queste sono misure nostre, non ancora certificate dalla Banca d'Italia, che l'ordine di grandezza era di 10 più 4. 10, i problemi ci sarebbero su Solo 10 su 10 milioni più 4, esatto. che riguardano un consigliere, diversi Questo consiglieri. non so dire, non mi ricordo. E ci dà un ordine di grandezza di quanti soci avete in lista che non riescono a vendere? Questo è un numero che non... No, ma certo, quello è il problema vero, no? La cosa curiosa peraltro è anche che ci sono due tipologie: chi ne ha davvero bisogno in termini di vita corrente, no? Di vita personale, in qualche caso anche abbinata a problemi di malattie, chi ha timore che la banca possa chissà che cosa, no? E quindi vorrebbe dismettere in vista di altre alternative di investimento. È chiaro che sono modalità, tipologie che rappresentano esattamente anche quello che abbiamo visto stamattina, no? Dal punto di vista storie diverse. La risposta che diamo noi è che il vero modo per impattare è ritornare al reddito.
Cioè se produci utile aumenta la domanda dell'azione e questa situazione sbilanciata sulla vendita potrebbe rientrare. Non era detto che non farà il presidente della SPA lei? Ma io finché adesso la SPA chissà quando, chissà come, eccetera. Io sono Dicembre avete detto no, entro l'anno presidente. queste sono battute improprie. Io sono, come dire, onorato di poter assumere questa responsabilità. Spero di essere all'altezza delle sfide e in futuro vediamo cosa porta con sé. Professor, questo che a lei non piace che sia chiamato Borsino, ma perché questa piattaforma... Ecco, ah no, non sono io, sono le autorità che hanno detto niente borsine, niente mercato, niente servizio alla gente, piattaforma. Questo diciamo momento telematico di questo mercatino, quando è che potrebbe partire? Questo coso dove si vendono le azioni. Sistema automatico. E Vicenza quando è che parte? A maggio hanno detto. Noi prima. Generoso, cioè mi pare ottimista. Sarà lo stesso sistema? Sì, perché ci appoggeremo lo stesso all'istituto centrale, quindi l'idea. Ma qui bisogna parlare con Consol prima. Penso che tutto questa è una proposta che faremo a Consol e vedremo anche Consol come Quindi Consol. alla fine dovrete andare in borsa comunque sia. Beh, questa non la metto. L'ho citata come una delle 4 opzioni degli advisor, vediamo cosa dicono. Andiamo. La cosa mi Andiamo a pare mangiare.